7 persone sono state arrestate da polizia e carabinieri e una quarta è stata invece denunciata per episodi di maltrattamenti in famiglia avvenuti nel veneziano dall'inizio dell'anno. I carabinieri sono intervenuti a Mestre, dove un cinquantenne, già arrestato nel 2019 per lo stesso reato e scarcerato nel 2022, è stato allontanato d'urgenza dalla casa familiare dopo che aveva aggredito la moglie e il figlio minore che era intervenuto in soccorso della madre. Altro intervento a Marghera, dove è stato arrestato un 25enne per aver violato ripetutamente il divieto di avvicinamento all'ex compagna. A Martellago è stato arrestato un 60enne a seguito delle ripetute violazioni delle prescrizioni relative agli arresti domiciliari decisi per maltrattamenti in famiglia. A Chioggia è stato ammanettato un giovane che, dopo aver usato violenza fisica nei confronti dei propri genitori, li ha minacciati con un coltello, aggredendo anche i militari che erano intervenuti. I poliziotti invece hanno soccorso a Marghera una donna aggredita dal figlio, arrestato. Un secondo caso ha riguardato una donna già denunciata per maltrattamenti ai danni dei propri familiari, che non ha rispettato l'ordine di allontanamento da casa. Gli agenti delle volanti hanno arrestato anche un ragazzo per maltrattamenti in famiglia e per episodi di aggressione e minaccia ai danni delle sue 2 sorelle. Infine, ordinanza di custodia cautelare in carcere per un uomo senza fissa dimora per maltrattamenti in famiglia ai danni della nonna. Dall'inizio del 2024 la polizia ha notificato 12 ammonimenti per violenza domestica e altri 12 per atti persecutori.